E siamo su il gioco che avevo promesso che avrei portato ieri, ovvero questo gioco dove bisogna indovinare il brawler e il subito di giocare. Allora, questi sono le emoji, tipo sono le emoji, questi sono i brawler, questi qui in alto, questi sono le emoji. Le skin ancora non l'ho provata a fare, infatti oggi lo proveremo a fare. La skin, però non me ne ricordo i nomi delle skin. No raga, non me ne ricordo assolutamente i nomi delle skin, quindi vedete. No, ma non solamente nel senso uscire, oddio, vabbè. Allora direi di provare a fare maps. Allora innanzitutto non so dove sta la P. No, ma che la F? No. P? No, non è possibile. Raga, ma uno come fa a ricordarsi i nomi delle mappe, i nomi delle skin e tutto? No. Raga. Devi continuare con le emoji. Che Bibi? No, non è possibile. Provo a fare Bibi. Bibi. Era veramente Bibi. Ma cosa ci stava di Bibi? Niente. Vabbè. Iris. L'ho capito solo dal trattino qua in alto. 8 trattino bit. Sapete perché ho pensato a intanto qua Sapete perché avevo pensato a Iris? Perché Iris quando utilizza Super c'è una specie di tablet che la guida e quello a me sembra tipo il cosetto che utilizza Iris per muovere la sua testolina per la Super, quindi ho detto Iris, ma poi grazie al trattino e l'8 ho capito che era 8 bit. Vabbè, qua bombardino. No, bombardino. Ma che ce ne interessa il calcio a noi? Raga, ma ovviamente è Sandy. Beh, ovviamente direi di non è possibile. Aspetta. Deve essere per forza Messi. Sandy. Vabbè, ovviamente. Piper. È già finito. Colt 10 più 10 monete. Poi il primo più 10 monete. Rosa più 10 monete. Nita più 10 monete. Bibi più 10 monete. 8 bit più 10 monete. Bo più 10 monete. Bombardino più 10 monete. E Sandy più 10 monete. E Piper più 10 monete. Direi di finire il brawler. Vabbè. Ovviamente questo è il nostro caro Brock. Dove sta la K? Eccola qua. Brock, raga. Questa è la carissimissima Nita. E questa è ovviamente Ems. Dopo. Poi ovviamente questa è carissimissima Frank. No, non ci interessa il calcio.
Questo che cosa chi è? Boh, io metto Tara. Tara. Tara, raga, ok. Vabbè. Questa è Pam. Aspetta. Allora vado al Pam a fare la spesa a sto punto. Non da parte di scherzi. Pam. Questa raga è sicuramente Piper. Ok. Poi questo chi è? Raga, se non sbaglio è Beryl, quindi Y il Beryl. Non sapevo che mi dà la pubblicità, guardate. Questo ovviamente è il nostro, oddio mi sto vedendo il nostro carissimo 8 bit. Sto scherzando. 8 bit, poi ovviamente questo è Carletto. No, ma che cart? Oh, però carte ci sta, carte, raga. Carte ci sta assolutamente. Poi, vabbè, questo è Dynamite. Come si scrive Dynamite? Non me lo ricordo. Mi sembra di... Oddio, dove sta l'Ipsen? Che non so nemmeno io come ho fatto a scriverlo bene, però vabbè, questi sono dettagli. Poi vabbè, questa ovviamente è rosa. Oddio, questa ovviamente è la carissima beh. Chi è questo? Chi è? Oh, io scrivo a caso. Scrivo a caso e scrivo Corvo. Giusto perché mi piace Corvo. Così a caso lo scrivo. Cosa? Era Corvo? Ma no, non sembra Corvo. In realtà a me questo sembra più Colt che Corvo. No, non è possibile. Io ho scritto Corvo a caso. Non ci credo. Vabbè, questo ovviamente è Mortisio. Quindi Mortisi. Ah! Io volevo scrivere Mortisio, però in automatico ho scritto Mortis, però vabbè. Allora, ovviamente questo è il nostro carissimo no, non quello. As. Però ragazzi, se siete arrivati a questo punto del video, direi commentate con hashtag Francuccio. Hashtag Francuccio. Ora ci sono altri due nuovi eventi e ovviamente direi di fare una piccola partitella con Francuccio. Ovviamente. Adesso quando sarebbe mezz'ora, vabbè. Il mio amico di scuola, sì, lo so. Siamo solo noi due, però perché i miei compagni di scuola, bla bla bla. Se volete potete entrare. Sì, il club si chiama La Serata Bella, non so perché, e dovete almeno avere 200 trofei, anche se penso che ce l'avete tutti, però vabbè. E niente raga, poi questo qua è il mio ED, ovvero 2CGVV, poi OQOG. Provate prima a fare con le O e poi se non vi funziona con le O provate a fare con gli zeri, perché non sono molto sicuro. Sto un attimo. Ok, lo 0 come è così ed è uguale. La grande è così e non è uguale. Ah no, ok, allora raga è uno 0, è uno 0. Quindi aggiungiamo il giocatore che è
Non esiste. Ok, Geoxymatics. Ovvero Matthew. E mo io gli dico sto registrando. Ciao. Bro. Sto registrando. Raga, a questo punto, dato che mi hanno invitato Matteo, direi di fare un bel po' di partite in football. Ciao bro, sto registrando. Ti chiamo alle 6, ti va bene? Ok. Adesso sono le 4:15. Fra 2 ore mi chiamerà, in teoria. A dopo, ciao. Devo semplicemente dire questo. Allora, beh, ciao. Comunque posso guardarlo, direi di fare una bella football. Beh, ci vediamo in partita. Ok ragazzi, eccoci qua in partitos. No. Vattene. Vattene il primo. Vattene. Ok. Raga, siamo riusciti ad uccidere il Primos. Mo, visto uno. Non ce l'ho fatta, raga. Però almeno io ho distrutto un bel po' di zona. Vattene il primo. Non mi rompere. E vabbè, raga. No. Cosa? Cosa è successo, raga? Non lo credo nemmeno io. Il primo forse... No, potrei fare una specie di bug. Voglio vedere se funziona questo bug. No, non sono volato. Volevo vedere se potevo magari... Aspettate, mo. Vabbè, raga. No, devo provare un esperimento, niente. Allora, vi prego. No, ti odio, Semino. E anche il primo. Raga, ci hanno già fatto un gol. Male. Molto, ma molto male. Malissimo. E vabbè, ma allora, cioè, non lo so, dimmi cosa devo... Cioè, dimmi cosa devo... che cazzo. Ma vattene, fanculo. Dai, raga, no, non ci voglio... Come abbiamo perso? Cioè, raga, non ci voglio credere. Ok, palla in mano. 2. No, abbiamo perso. Che palle, raga. Ok, partiamo con una bella partita di football. Ok, raga. Sta caricando la partita. Ok, eccoci in partita, raga. Allora, ti stavo facendo finta che il video stava andando avanti di qualche secondo, ovvero che stavo parlando prima, stavo dicendo le azioni che avrei fatto, come se tipo il video facesse vedere quello che facevo in ritardo, però vabbè, questi sono dettagli. No, come 1v1.lol 1v1.lol raga 1v1.lol raga dai passiamo a me, ecco. Ma perché? No! Cosa era successo, raga? Non ci credo,
io mi sono incastrato come un nabbo. No, dai, non accetto sta cosa. Che cacchio. Ah! E vabbè, ma mi rompono il cazzo. Mi rompono il cazzo. Che palle. Edgar, mi sono rotto il cazzo di pronto e basta. Ma ve ne andate un culo. No, raga, ma non posso, cioè trovo Dynamite squadra che è inutile, fa schifo Dynamite in Football, anzi è la cosa più scarsa di tutte, insieme a Bombardino. Cioè, cosa dovrei fare? Cioè, mi ritrovo dei brawler fortissimi contro una squadra di me che c'ho io. Cioè, palle, raga, non è possibile. Mi sono rotto il cazzo, no. Mi sono rotto il cazzo. Ma fatemi voi! Dai, dai, che palle. A parte il fatto che sono tutti mi sono appena accorto che per qualche secondo non si sentiva più l'audio. Cioè si sentivano i rumori ma non l'audio, non so il perché. Però vabbè, questi sono i dettagli. E raga, sono bravissimo per il colonnello indio. Io avanzerei di una soglia, però no, cioè da una parte sì ma dall'altra no, perché guardate qua. Cioè, ho delle cose schifosissime. Quindi no, proprio no. Però intanto raga, provo a fare una cosa pazzesca. Non so se la fa per paura. Anzi no, raga. Anzi no, cambiare idea. Niente raga, volevo un attimo Dio, se un attimo lì c'è tutto. Un attimo sciopare questo. No, ma che. Oddio raga, mi sta buggando tutto. Allora, stai dicendo. Devo sciopare un attimo qua, però non lo so. Non lo so. Grazie. Cosa grazie? Ma non ho detto niente. Vabbè. Include imposta di 41 centesimi. Non ho capito in che senso, vabbè. Ma questi sono dettagli. E raga, che ne dite? La prendiamo? Intendo la cassetta qua. Anzi no, raga, no. Non la prendiamo perché, raga, io oggi ho chiesto a mio padre se poteva andare a farmi la ricarica. E dato che gli ho chiesto 25 euro, che sì, lo so che non sono tantissimi, però per mio padre anche se sono 1 euro è tanto, per lui è già un sacrificio, quindi forse, dico forse perché da dove, cioè, non sa se troverà qualcuno che gli farà la carica, quindi ha detto che forse oggi mi appunto caricherà 25 euro con cui noi ci scioperiamo tutte le gemme ovviamente, per poi andare avanti nelle soglie e prendere colonnello Ringo, raga. Mi raccomando, non mancate. Detto questo, spero che il video mi sia piaciuto. Se è così iscrivetevi al canale, attivate per prendere più video. E detto questo, ciao. E se vi chiedete perché questi video non li sto più editando, beh, cioè non so se si dice proprio così, in caso io dico modificando, è perché grazie a KineMasters devo fare il video con cui posso modificarlo e in più dovrei esportarlo, che ci vuole molto tempo. Io non voglio aspettare molto tempo, quindi se vedete che
i video molto lunghi non li esporto, cioè non li edito o cose o modificarli, come si dice, è per il motivo che vi ho appena spiegato.